Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non so perché ho la casa F7 gialla. Ok, risolto l'arcano. Ok, cavallo F3, giochiamo simmetricamente cavallo F6, vediamo cosa ha intenzione di fare lui. Ok, G3, copiamogli le mosse. Contro questa apertura può andare anche bene. E ora, ok, possiamo prendere il centro con D5 o fare C5. Ok, continuiamo a copiare le mosse. Vediamo se lui vorrà giocare per D3 e 4 oppure per D4. Ok, dopo D3 posso giocare D5 con l'idea di, almeno per il momento, impedirgli E4. Non potrò farlo per sempre, però per ora può andare. Ok, decido di mettere l'alfiere di qua. In caso di E4, ok, adesso mangerò, lui mangerà, e alfiere B7, vabbè, continua il mio sviluppo normale. C4, ok, same idea. Ok, lui è riuscito volendo può cambiare questo pedone laterale per un pedone centrale, stile, stile siciliana. Il punto è che dopo il cavallo in D5 sembra veramente ben piazzato, anche perché E4 non sarebbe un'opzione così allettante, perché dopo cavallo B4 questo pedone è davvero debole e attaccato anche dalla mia donna. Torre B1. Ok, lui evidentemente vuole fare qualcosa sul lato di donna, tipo, non lo so, attaccare da quella parte lì. Vabbè, glielo lasciamo fare, tanto non sembra così minaccioso per ora. B4, ok. Non si vede bene dove voglia andare a parare, quindi ne approfitto e conquisto il centro con E5. Probabilmente dopo giocheremo anche torre 8 per rinforzare meglio questo punto. Ok, C per D5. Secondo me lui non ha benissimo le idee chiare perché non lo so, anche così, cavallo per D5, adesso minaccio già cavallo C3 col doppio donna e torre. E alfiere B2 non è così buona perché dovrebbe prendere in considerazione anche che io possa mangiare quel cavallo in B4. Quindi non so, magari donna C2 o donna B3 farà una mossa del genere. Ok, alfiere B2 sacrificando questo pedone. Sembra... Ok, magari sul cavallo per B4 lui vuole giocare alfiere per E5 e scoprendo l'attacco della torre su questo pedone. Ok, non so quanto buono sia, perché ad esempio cavallo per B4, alfiere per E5. Ok, se io mangio l'alfiere lui mangia il cavallo, quindi siamo pari, però a questo punto magari io posso fare qualche mossa intermedia, per esempio cavallo per A2 forse. Forse vado a cercare guai con cavallo per A2. Mm. Vabbè, dai, cavallo per B4 sembra la mossa giusta, anche perché alfiere per E5, male che va, cambio il cavallo, cavallo per l'alfiere, la posizione inizia ad aprirsi molto, quindi questo alfiere soprattutto diventerà molto molto forte in queste diagonali. Ok, giochiamola così, un po' tranquillamente. Torre per B4, ok. Ora siamo a pezzi pari, però i miei alfieri sembrano decisamente più forti dei suoi cavalli. Chissà se è vero. Ok, ok, inizio ad avere un po' poco tempo, quindi... Ok, sistemiamo un'altra torre. Su cavallo per E5, probabilmente alfiere per G2. Anche lui può fare magari cavallo per F7, può essere interessante. Su re per F7, re per G2. Però su cavallo per F7 forse ho donna D5, che difende l'alfiere in G2 e contrattacca
sul cavallo F7 e sembrano complicazioni che avvantaggeranno me. Ok, A3 per tenere questa torre, un po' una mossa d'attesa, diciamo. C5, scacciamo di quella torre, vediamo se vorrà andare in quarta o tornare indietro. Secondo me è più prudente giocare una mossa come torre più 1. Ok, e ora saremo noi che cercheremo di crearci un pedone passato di qua in qualche modo. Abbiamo tre pedoni contro uno da questa parte, quindi sicuramente avremo un piccolo vantaggio. Ok, donna di 7 la gioco semplicemente per difendere questo alfiere che era sospeso. E rafforzare un po' la mia posizione. Metto l'altra torre nella colonna semiaperta della posizione, quindi sicuramente sono tutte mosse abbastanza sane che sto facendo. Adesso cavallo C6, l'idea potrebbe essere giocare cavallo D4, dannate frecce. Cavallo C4, cavallo D4, cavallo per diciamo che è abbastanza forzata. E cambio questo alfiere così riesco a una casa un po' più esposta. E qua ad esempio potrei giocare... No, è per D4 non mi fa impazzire. Gioco alfiere per D4 così tengo questo alfiere molto forte che guarda entrambi i lati della scacchiera. E inoltre un corno perché ho troppo poco tempo, quindi devo fare mosse un po' a caso. Alfiere G7. Esatto, su E3 questo pedone si indebolisce parecchio. Gioco H5 perché voglio creargli delle debolezze anche sul lato di Re in caso. Donna D7, magari un giorno potrò essere minaccioso di qua, ma non credo. Il punto è che credo che la mia posizione sia ok, mentre la sua fatichi molto a fare progressi. Non capisco dove debbano essere messi i suoi pezzi per giocare meglio, ecco. Ok, ad esempio qua posso giocare B5 con l'idea di crearmi un pedone passato, finalmente. Su cavallo A5 penso donna C7, continuando a dargli fastidio. E su cavallo C4, cavallo B3, C4 e finalmente ho creato il pedone passato. Questo molto forte anche perché presto giocherò C3 e verrà difeso anche dall'alfiere. Ok, la torre in D1 non era sospesa per via della donna in F3. Torre di 1. Ok, gioco donna di 7 perché voglio tenere io un pezzo pesante sulla colonna D. Quindi donna per D6, attacco... Non attacco niente, scherzavo perché c'è il cavallo. Qua minaccia donna di 1, quindi importante per lui era tornare, ma non se n'è accorto. Quindi donna di 1 guadagna un pezzo e adesso questo pedone deciderà sicuramente la partita. Donna E4, donna F5. Ora è una questione proprio di non perdere per il tempo. Ok, forse mi sono preso E4. Che scatole. Quindi ho perso quel pedone là. Mm. Vabbè, vabbè, dai, abbiamo comunque un alfiere in più, quindi la posizione penso che comunque sia di grande vantaggio per me, però sicuramente sarà più difficile. Il pedone lo voglio tenere perché sennò come vinco senza quel pedone? Ora me la sono complicata non poco, c'è da dire. Ah, donna E6, re H8, donna G7, donna F6, donna D8. Ok, finalmente lui non ha più scacchi. Forse probabilmente aveva qualche perpetuo da qualche parte, non l'ha giocato, quindi meglio così. Re H6 penso sia possibile perché G6 è coperta dalla mia donna. Donna F6, donna C6, guadagniamo un po' di tempo con questi scacchi. Perdere quel pedone C3 è stato veramente un peccato perché che adesso si fa fatica.
Ok, posso cercare di cambiare le donne così. Scacco, se va in terza gioco donna C3, quindi deve giocare... Ok, non sono accorto, quindi donna C3. Cambia le donne, il finale dovrebbe essere facilmente vinto. Vediamo come. Vediamo se è vero intanto, che non sono così sicuro. Re G7, l'alfiere da qua guarda il pedone, quindi non avrò più problemi per quello. Il piano sarà andare a prendermi il pedone, il suo pedone G con il mio re. E dovrò farlo in questo modo, cercando di togliergli le case e costringerlo ad andare indietro. Allo stesso tempo devo stare attento che quando il mio re si allontana troppo, questo pedone può partire e darmi parecchie noie. Scacco, ora vado di qua. Queste due case sono prese e quindi sarà costretto a arretrare ancora. Tra l'altro questo alfiere sta facendo un ottimo lavoro perché controlla anche la casa di promozione nel caso questo pedone scappasse. Re 5, se inizia a spingere io semplicemente tolgo il re scoprendo l'azione di questo alfiere. Così perdiamo qualche tempo. Re 5. Ok, adesso ho preso la posizione e questo finale tranquillamente vinto. Re 3. Re F3 e finalmente questo pedone cade. Ok, questa mossa non è un problema perché può spingerlo quanto vuole, ma il mio alfiere fa buona guardia. Ok, Vanni Maceria vince ancora. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. C'è un'altra partita, drop, questo qua è ungherese, probabilmente sì. Questa volta giochiamo D4, D4 D6 e rientriamo in una Pirk, che sappiamo essere una brutta cosa. Mm, ok, su E5 lui già mi propone di mangiare, cambiare le donne e avrei un piccolo vantaggio dato dal fatto che lui non può arroccare. Però questo vantaggio sarebbe veramente, veramente minimo, perché una volta uscite dal gioco le donne, gli arrocchi sappiamo che non sono proprio così fondamentali, perché, ok, sono utili, però anche se uno non arrocca, amen, cioè. Ok, alfiere 7. Continuiamo lo sviluppo, alfiere di 3 o alfiere 2 o alfiere C4. Facciamo alfiere di 3. E metteremo, dopo la nostra mossa C3, metteremo probabilmente il nostro cavallo in D2. Ok, mi aspetto o arrocco o alfiere G4. Queste qui sono le due mosse probabilmente migliori. Torre 1, rafforziamo questo punto centrale. E dopo alfiere G4, effettivamente mi sono dimenticato del fatto che lui sta minacciando questa cosa qui, sfruttando l'inchiodatura dell'alfiere. E non è proprio bellissimo. Potremmo anche giocare D5. D5 non è una mossa che di norma vorrei fare. eh, Però si può anche fare, dai. Il cavallo tornerà in B8. In B8 può sembrare una mossa brutta, però in realtà si riposiziona in case che non sono male. Questa struttura assomiglia molto a un'est indiana per i più pratici. Un'est indiana in cui l'alfiere è già uscito, quindi paradossalmente questo alfiere starebbe forse meglio in C8. Adesso vediamo se ce lo cambia. Gioca alfiere H5. E in questo tipo di posizioni vediamo che il centro è messo in questo modo, quindi sembra più naturale per il bianco attaccare sul lato di donna, mentre per il nero sembra più naturale attaccare sul lato di re. Ed è proprio quello che faremo, iniziando con C4.
La nostra mossa principale dovrà essere C5, la mossa che dovremo fare. Ok, speravo che giocasse questa, perché dopo alfiere F1, alfiere che, ok, difende abbastanza il nostro re in F1, sta discretamente bene. Il pedone in E4 è difeso dal cavallo e la torre, quindi per ora non corriamo troppi pericoli. E adesso, dopo B4, il cavallo se ne dovrà tornare. E B4 è una mossa molto utile perché appoggia la nostra spinta che dovremo fare prima o poi. Donna C2, l'idea è schiodarsi questo cavallo e sostenere la spinta C5. Ok, A5 è una mossa buona, molto fastidiosa per me. E effettivamente mi dà parecchio fastidio. Credo che giocherò C5 senza preoccuparmi del pedone che perderò in B4. Ok, qualcosa è andato decisamente storto. Giocherò C6 per... Ok, non lo so neanche io. Il fatto è che presa non mi sembrava più così forte. Di per C6, di per C6 proviamo a riprenderci questo pedone, ma non ci riuscirò. Ok, vediamo, sfruttiamo questa piccola... No, giochiamo a 3, scherzavo. A 3 e giochiamo per un attacco sul lato di donna abbastanza improvvisato in realtà perché non sono messo troppo bene. Tra l'altro lui non è costretto a prendere una decisione perché questo pedone non è veramente in presa perché la torre sarebbe sospesa in 1. E ok, Donna B8 infatti è una mossa parecchio forte perché adesso su alfiere B2 magari lui vuole fare B3. Mm. E B3 se riuscisse a sostenere quel pedone abbastanza sarebbe abbastanza un problema. Vediamo se riusciamo a recuperarlo, ad esempio con torre 3 e cavallo per B3. Le speranze sono poche. Ok, su questa dovrò mangiare di donna per tenere sostenuto questo, perché il cavallo non se poteva andare. Un'altra possibilità qua è giocare alfiere C4. Dopo alfiere C4, a dire il vero, sarei abbastanza contento. Però ho perso un altro pedone. Mannaggia. Ok, su donna per C6 magari metto la torre. Vediamo di non perdere per il tempo. La torre in C1. Vediamo se si becca qualche trucco magari. Legato a questo... Mi sa che ho perso un pezzo qua. No, dai. Speriamo di no. Su torre B8 giocherò torre 3. Maybe. E forse riesco a tenermi il pezzo. Torre 3. Una posizione veramente brutta. Qualcosa è andato decisamente storto. Ma vabbè, in qualche modo la teniamo a galla. Abbiamo un pedone in meno. Pedone in meno, cavallo per E3. Ok, ma così facendo mi lascia F7 sotto. Ottimo, ottimo, fantastico. Forse ho guadagnato un pezzo. Dopo re, mangio, l'alfiere è ancora tenuto. Ok, è successo un mezzo miracolo perché lui non si era accorto del pedone F7 sotto. Palesemente adesso minaccio anche la presa di torre ancora più forte, chiaramente. Se spinge questo pedone cambio le donne al volo e con un pezzo in più penso di riuscire a vincere abbastanza agilmente. Torre C8 forse è la mossa eh, più migliore. Qua devo muovere veloce. Mannaggia, ho perso un pezzo perché ho dovuto muovere veloce. Ah, porca Eva. Ok, donna per B2, dovrò giocare torre 1. Siamo ritornati ad avere una posizione inquietante. Però, boh, qua attacco C7, magari minaccio qualche matto sul suo re.
magari. Non so come, forse con donna F7 e donna G6. Intanto vediamo che anche lui inizia ad avere poco tempo. Qua devo stare attento a donna per F2. E4 presa. Intanto mi mangio tutti i pedoni. Ok, donna per F2 è un problema, ma non così grosso. Perché vado semplicemente in H1 e su presa mangio qua. Ok, alla fine della fiera ho un pedone in più. Non si sa come, non si sa perché, ma ho un pedone in più. Voglio ottenere le donne, perché sennò perdo il pedone a 3. Se fa torre di 2 devo difendere in questo modo obbrobrioso il pedone G2 pur di tenermi il pedone in più e molto con non poca fortuna abbiamo vinto di tempo. Succede anche questo. Che culo. Niente, 2 partite ancora fortunate. Ci vediamo nei prossimi video. Spero vi siano piaciuti. Ciao a tutti. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!